Gaia, 3 punti fondamentali su un campo difficile come quello del Genoa, sei entrata al secondo pallone toccato, l'hai messa sotto la traversa, gol da 3 punti. Che domenica è per te? Sì, sono molto soddisfatta di questa domenica perché era un momento che aspettavo da tanto, ho lavorato tanto per fare questo gol. Sono soprattutto contenta per la vittoria perché abbiamo lavorato duramente nelle ultime settimane e la volevamo fortemente, quindi è questo quello che ci meritiamo e dobbiamo ripartire da qui perché ci possiamo togliere tante soddisfazioni da qua alla fine. Ecco, a proposito di ripartire, adesso settimana prossima la sfida con il Chievo, che partita ti aspetti? Sì, sarà sicuramente una partita equilibrata perché abbiamo pochi punti di distanza, lavoreremo come abbiamo fatto nelle ultime settimane per farci trovare pronte e portare a casa ancora questi 3 punti che vogliamo. Come valuti invece fin qui la tua stagione, a livello personale, al di là poi dei gol fatti, prestazioni comunque positive? Penso che si può sempre far meglio, però sono soddisfatta di come ho giocato nei minuti che ho avuto a disposizione. So che posso migliorare in tante cose, ma sono qua per questo e da qua a fine stagione cercherò ancora di far meglio e mi metto a disposizione della squadra e dello staff. Mister, 3 punti fondamentali per il vostro obiettivo stagionale su un campo complicatissimo come quello del Genoa. La prestazione c'era stata poi anche settimana scorsa con la Lazio, ma oggi avete concretizzato portando a casa 3 punti veramente guadagnati. Sì, hai già detto tutto. Nel senso, no, abbiamo fatto una buona prestazione di sostanza, oggi. Magari dovevamo essere un po' più pulite secondo me in alcune ripartenze e soprattutto nel primo tempo magari quelle occasioni create riuscire a capitalizzare il lavoro di tutte quante riuscendo a fare il gol. Allora forse sarebbe stato un secondo tempo differente. Ecco, appunto, diceva il primo tempo, un'occasione dopo 20 secondi, poi la traversa, il gol. Quello che volevo sottolineare, è vero, è sempre brutto fare poi i nomi dei singoli, però lei ha azzeccato il cambio nel secondo tempo, ha messo... Non l'ho azzeccato io, l'abbiamo azzeccato noi come staff, perché sì, ovviamente ci confrontiamo e quindi ci si confronta, si sente, ma poi sono tutte le ragazze che durante la settimana si impegnano, ci sono anche alcune ragazze che magari ultimamente non stanno trovando i minuti, però durante la settimana non calano di un centimetro quello che è la loro voglia, la loro partecipazione, quindi noi vinciamo e perdiamo di squadra sempre. Ecco, a proposito di squadra, farei una menzione speciale alla coppia difensiva che oggi secondo me ha fatto una prestazione veramente maiuscola, forse gli va dato grande credito perché sono arrivate da poco, ma penso, mi sembra di aver visto che si sono calate molto bene nella vostra realtà. Assolutamente sì, sono due ragazze che sono arrivate a gennaio entrambe e con la massima disponibilità e la massima voglia e che hanno i principi, soprattutto morali, che contraddistinguono questa squadra, quindi il sacrificio, la voglia di migliorarsi e la voglia di arrivare sempre a fare un passo in più. Domenica c'è il Chievo, che partita sarà, che partita si aspetta, che settimana sarà per preparare questa sfida? Adesso 24 ore stacchiamo la spina, da martedì pensiamo al Chievo, sarà un'altra partita ad alta intensità con ritmi alti e ci si prepara con quella voglia, con quella determinazione che ci ha sempre portato nelle ultime settimane. Mister, una sconfitta forse un po' amara perché nel finale siete andate veramente vicine a trovare il gol del pareggio, però poi oggi da qua è il Bologna che esce con i 3 punti. Cosa le lascia questa partita? Ma diciamo che il primo tempo, i primi 15-20 minuti non abbiamo fatto molto bene, infatti loro sono passate meritatamente in vantaggio, poi dopo questi 20 minuti potevamo pareggiare e abbiamo cercato di giocare. Il secondo tempo invece abbiamo preso in mano la partita, abbiamo messo sotto il Bologna e purtroppo quel gol del 2-0 ha allungato la distanza dei gol fatti e a recuperare la partita si è fatta ancora più dura, però ecco, abbiamo cercato tutto il possibile di recuperare i gol presi, non ci siamo riusciti e da qua dobbiamo ripartire. Ecco, a proposito di secondo tempo, cos'è che vi ha dato in più, al di là poi dell'atteggiamento, il fatto di essere passati a giocare con una difesa 3 che forse vi ha permesso di sfruttare di più le vostre qualità sugli esterni? Sì, infatti abbiamo cambiato la nostra costruzione e abbiamo messo sotto il
Bologna giocando a calcio, arrivando a giocare nella loro metà campo, avendo occasioni, abbiamo accorciato le distanze. Ovviamente dobbiamo continuare a giocare, perché quando tu giochi la palla molte volte vinci le partite. Oggi non è stato così, però ecco, questo è il nostro pensiero, dobbiamo continuare sotto questo punto di vista. Domenica arriva il Tavagnacco, anzi andate a giocare a Tavagnacco. Che partita si aspetta? Obiettivi diversi tra le due squadre, ma comunque sempre 3 punti sono importanti. Ma il Tavagnacco nel girone di ritorno, come tutte le squadre che sono sotto in classifica, sono migliorate e stanno dando del filo da torcere a tutte le squadre. A Tavagnacco sarà uguale, noi cercheremo di mettere in campo le nostre qualità, il nostro modo di essere e andremo là per portare a casa i punti. Ecco, in chiusura anche oggi, nonostante il tempo un po' ballerino, tanti tifosi presenti, soprattutto le chiederei una considerazione sul fatto che la società, in occasione della giornata internazionale della donna, ha deciso di far entrare gratuitamente tutte le donne. Questo può essere un segnale di avvicinamento al calcio femminile. Ma sì, la società fa tutto il possibile, anche oggi l'ha fatto, di portare in alto il calcio femminile, ma non solo, il movimento delle donne a 360 gradi, per cui noi siamo contenti che i tifosi siano venuti e speriamo che ne vengano sempre di più. Claudia, una sconfitta che arriva dopo una partita forse giocata un po' a due volti dal Genoa, meglio nel secondo tempo. Che sensazioni vi lascia questa gara? Ma sicuramente ci lascia insoddisfatte, perché il nostro obiettivo oggi era un altro, era portare a casa perlomeno dei punti, se non i 3 punti, per cui dispiace per la partita giocata magari non al massimo delle nostre possibilità, però insomma adesso da martedì riprenderemo a lavorare per farci trovare pronte domenica prossima. Ecco, tu che sei una delle veterane, no, di questo gruppo, come si esce dopo questa partita, e se c'è qualcosa che vorrai dire alle tue compagne martedì quando tornerete ad allenarvi poi? Ma sicuramente si esce come un gruppo, nel senso che si vince tutte insieme, si perde tutte insieme, per cui tutte insieme poi ci rialzeremo. Da martedì bisogna lavorare con serenità, senza martellarsi sugli errori fatti, certo pensandoci, analizzandoli, però con la stessa serenità di quando si vince, di quando si perde, lo stesso impegno, e dobbiamo ripartire tutti insieme. Ecco, l'ultima, ovviamente sei entrata dalla panchina oggi, gol, il 5º gol stagionale, immagino tu sia felice per questo gol, al di là poi della sconfitta che non ti lascia sicuramente felice. Ma oggi conta poco, alla fine il gol fatto, dovevamo portare a casa appunto un risultato, per cui vabbè, c'è un briciolo di contentezza per quel gol.